Gentili signore e signori, buon pomeriggio, ben ritrovati per quanto riguarda l'appuntamento con lo spazio dedicato all'Udinese. Siamo qui presso l'Eden Lounge Bistro di Manzano per il solito commento della partita domenicale dell'Udinese che è appena iniziato, dato il secondo tempo tra Udinese e Atalanta. Il risultato vede la formazione bianconera in vantaggio per 1-0 grazie a un'autorete atalantina proprio a pochi minuti dal fischio del riposo. Va segnato anche che al 30° del primo tempo Success si è divorato un calcio di rigore calciando sul palo alla sinistra di Carnesecchi, che poteva portare probabilmente l'Udinese anche sul 2-0. Do innanzitutto il buon pomeriggio e il ben ritrovato Enzo Cataruzzi, che ci ha appena raggiunto. Enzo, so che tu hai seguito un po' via radio questo primo tempo, però da quello che hai sentito tu e da quello che abbiamo visto noi in diretta possiamo dire comunque vada una buona Udinese e tutto sommato anche un risultato per il momento giusto. Ma intanto un buon pomeriggio a tutti. Sì, è vero, l'Udinese forse in questa partita potrebbe fare quel salto di qualità che tutti i tifosi si aspettano e soprattutto dimostrare che la squadra ha finalmente un gioco, finalmente un'intelaiatura, finalmente una visione, diciamo così, più solida, ecco. Naturalmente l'Atalanta sappiamo che è una brutta bestia perché è una squadra che non molla mai, ma fino adesso si vede che l'Udinese è abbastanza concentrata. C'è stata un po' di sfortuna sul rigore di Success, ma poi la fortuna ci ha ripagato con quell'autorete che tu citavi prima, no? Ma io penso insomma che questa potrebbe essere una partita della svolta, naturalmente una mini svolta perché non ci aspettiamo tanto, ma insomma potrebbe essere un buon viatico. Certamente, come hai detto tu, insomma, un buon viatico. Ricordiamo che poi il campionato da stasera andrà in pausa per gli impegni della nazionale, soprattutto la partita contro l'Ucraina Dortmund, che dovrà garantire in un certo senso il posto utile per lo spareggio poi in marzo, per l'assegnazione insomma del posto in più per poter poi disputare da campioni uscenti l'imminente europeo che si svolgerà proprio in Germania nel 2024. Noi abbiamo anche altri due ospiti che dovrebbero raggiungerci tra qualche istante, che sono Gigi Bigot e Giuseppe Mian, che dovrebbero essere già pronti, ma loro si sono concentrati davanti al televisore, non li schiodi più, no? Sono troppo impegnati a guardare la partita. Sono concentrati a seguire i passaggi, i movimenti dell'Udinese e Atalanta, ma comunque arriveranno. Io penso che in questo momento l'Udinese potrebbe avere un ottimo periodo perché, come hai detto tu, la sosta potrebbe aiutare a concentrare ancora di più la squadra in vista di una ripresa. Abbiamo visto oggi, per esempio, che l'Empoli ha scardinato il San Paolo, per me ancora San Paolo, il Maradona, dando a un grosso dispiacere a Napoli. Abbiamo visto anche che il Lecce ha ripreso il Milan che era in vantaggio, quindi può succedere di tutto. È un campionato, quello italiano, molto difficile ma anche molto imprevedibile al momento, salvo poi che le teste di serie per il momento Inter e anche Juventus stanno macinando e anche molto bene. Allora, vediamo se ci sentono. Una comunicazione di servizio: Bigot e Peppino Mian sono pregati al banco della diretta. No, non c'è da fare, sono incollati lì, non li stacchi più adesso. Erano venuti per fare la diretta con noi, invece stanno lì bene, si vede che da lì si vede molto meglio la partita. Allora, dicevamo, siamo ai primi minuti del secondo tempo. Ricordo ancora, per chi si fosse messo in ascolto audio e video, siamo collegati in diretta con l'Eden Lounge Bistro di Manzano, dove seguiremo con voi questo secondo tempo tra Udinese e Atalanta, con l'Udinese che, ripetiamo, che conduce per 1-0 al termine del primo tempo sulla formazione orobica. Non abbiamo sottolineato una cosa importante da sfruttare, no? Enzo, il discorso del fatto che l'Atalanta giovedì ha giocato in Coppa, no? E sicuramente le tossine europee, gioco forza, si faranno sentire, no? Sì, questo può influire certamente, anzi ha influito sicuramente al primo tempo, però non dimentichiamo che l'Udinese ha contro un attaccante che si chiama Scamacca, che è un funambolico che potrebbe in qualsiasi momento dare dei dispiaceri, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti e speriamo che la difesa
sia proprio concentrata al massimo. Vedo che Wallace in qualche modo è da 2 turni che ha cambiato un po' atteggiamento, quindi diciamo che siamo fiduciosi per ora. Certo. Allora, uno l'abbiamo convocato ed è arrivato subito, che è Gigi Bigotto, al quale do il buon pomeriggio. Gigi, in attesa che anche Mister Mian ci raggiunga qui al tavolo, se vuol dire qualcosa. Sì, se ci fa questa cortesia, grazie. Succede, il bello della diretta è anche questo, perché è tutto proprio live, è tutto live e va bene anche così, per raccontarvi dal vivo che stiamo raccontandovi dal vivo qualcosa qui da Manzano per quanto riguarda questo Udinese-Atalanta. Allora Gigi, ti passo il microfono, volevo sentire da parte tua come hai visto il primo tempo di Udinese-Atalanta. Allora, proprio parlavo col mio amico che siamo da una vita nel calcio, ho visto un Udinese cambiato notevolmente perché anticipa, comanda il gioco, gioca sempre nella metà dell'Atalanta. Pensavo il secondo tempo invece di vedere un certo cambiamento nell'Atalanta, non è stato fino adesso, perciò dico che fino adesso Cioffi probabilmente ha capito il ruolo dei suoi giocatori, secondo me, poi non so, vedremo più avanti. Fino adesso però l'Udinese è meritato di stravincere. Il risultato è giusto, no? È giustissimo, che se finisca anche pareggio sarebbe comunque un risultato che l'Udinese meritava vincere. E poi avvicinarti, Peppi, mitico Peppino Mian, che è venuto a trovarci. Allora, hai sentito cosa ha detto Bigotto? Non sei sulla sua stessa lunghezza d'onda? Sì, senz'altro quello che ha detto Bigotto sono d'accordo con lui, perché l'Udinese ha dominato il primo tempo, l'Atalanta non ha mai passato neanche la metà campo, e diciamo che ho visto la squadra giocare in maniera egregia. Sì, nei contrasti è sempre venuta fuori decisiva. Sì, sta vincendo e spero che porti a casa questo risultato che è molto importante. E vediamo adesso il secondo tempo. E senz'altro con Sottile era più dura la vita per i giocatori. Sto qua è più un psicologo e sa capirli e sa spronarli, e questi danno l'anima, no? E si vede, no, sul campo che hanno la voglia proprio di emergere, no? Il risultato sì, diciamo che la squadra sì, ho visto bene la squadra e altre cose, sì. Ecco. Volevo dire, anche vedendo i risultati delle squadre sotto la classifica dell'Udinese, probabilmente l'Udinese ha una determinazione nel giocare che sa che se perde oggi si trova nelle condizioni come 2 settimane fa. No. Ecco, anche questo, le squadre di bassa classifica giocano tutto per tutto, perché sono in questo momento decide il campionato, se retrocedere o salvarsi. Questo qui ci mettono la vita i giocatori. Essendo stato per tanti anni in giocatore, ho un po' di esperienza su quel lato lì, insomma, ecco. Sì, ho giocato in 14 squadre, Manzano anche, San Giorgina, Cradese, Cormonese, Latisana, Cividalese, non mi ricordo neanche, Cerdamo Falcone, Pro Gorizia, e poi ho avuto l'occasione di giocare in Toscana assieme a Renzo Olivieri, che è il presidente degli allenatori, no? Sì, poi ho fatto un paio d'anni bellissimi in Toscana, sì. E mi ricordano ancora
quelli che sono rimasti purtroppo in vita. Sì, 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 sì. Del 2014 a livello internazionale, ma anche da parte tua possiamo dire che dopo aver allenato secondo te tu che era masticato. Sì, scienziato, ho cominciato da giovane, poi da giovane ho giocato in quarta serie, ho stato in C2 e ho fatto la mia piccola carriera. Sì, qualcosa si capisce di calcio, no? E allora diciamo che come che vediamo così speriamo che vada bene la cosa, no? L'Udinese sì, adesso sì, l'Udinese sta facendo una grande partita, sta facendo... Riprendiamo il microfono, torniamo dunque alla cronaca in diretta, come si dice in questi casi, bella conclusione di Wallace, anzi di Pereira, pardon, dai 16 metri e grande intervento di Carnesecchi che, come diceva giustamente il nostro amico Gigi Bigot, dà ulteriore amalgama per quanto riguarda questa partita, nel senso che mette un timbro importante perché l'Udinese fino adesso sta non solo meritando ma di più, no? Anche però il contropiede. Sì, evidentemente ha ragione gli ospiti perché Cioffi, io lo vedo che ha saputo motivare la squadra, giustamente più psicologo di Sottil, che era magari un sergente di ferro, no? Per cui i giocatori in questo momento sono più ammaliati dal modo di fare dell'allenatore e danno tutto, anche perché la motivazione qual è? Giocate per me in sostanza, ecco, perché evidentemente la salvezza può essere raggiunta, specialmente oggi che abbiamo visto che l'Empoli ha vinto a Napoli, l'Udinese, se si conferma, dovesse portare a casa questi punti preziosi, beh, allora si mette un po' a posto e anche la fiducia, l'autostima della squadra risale di nuovo, no? Quindi potrebbe essere veramente la partita della svolta. Lo dicevamo anche domenica scorsa quando ha vinto, che non ha vinto ma non ha convinto molto, molto bene. Oggi invece si vede che i tratti della squadra sono molto importanti e, come diceva Bigot, merita di vincere, insomma. Chiaramente un campionato di Serie A molto più difficile rispetto a quello che doveva essere nella carta, no? Perché stiamo vedendo risultati clamorosi, abbiamo detto della vittoria dell'Empoli a Napoli, la rimonta del Lecce ieri sera col Milan, anche l'Inter oggi col Frosinone tecnicamente dovrebbe giocare in delizia, però attenzione che queste squadre adesso veramente hanno il coltello fra i denti, no? Ma come ho detto prima, tutte le squadre che sono di centro classifica sono tre fasce in Serie A, quelle per difendere, per salvarsi il campionato, quelle di centro classifica e quelle che giocano per lo scudetto o Champions League. Ecco. Allora tutte le squadre oggi non sono grandi differenze, riescono a fare risultato con le grandi, anche le più piccole, per modo di dire, rispettando naturalmente tutti quanti. So che anche Peppino voleva dire qualcosa in merito a questa cosa del fatto che non ci sono più le squadre materasso come una volta e dunque bisogna stare un po' attenti, no? Sì. Il campionato italiano è dura perché le piccole, chiamate piccole, si rinforzano bene e diventano pericolose per le grandi, no? Perché se una squadra grande gioca al piccolo trotto credendo di fare un boccone, invece non è così nel calcio, no? Gli altri sono ben equipaggiati e la mettono in difficoltà, basta vedere i risultati che quest'anno le piccole danno filo da torcere alle grandi. Ecco. Il successo di Bigot, perché l'Atalanta è andata vicinissima tra l'altro al pareggio. Scamacca, da quando è entrato in campo, si vede che ha dato quell'amalgama in più, no? La formazione aerobica. D'altronde il primo tempo lo ha fatto riposare, visto che giovedì scorso ha giocato contro lo Sturm Graz in quella che veniva chiamata Coppa UEFA, oggi Europa League, e dunque bisogna stare un po' molto attenti anche dietro, no? Sì, purtroppo può succedere come nel calcio succede spesso, quasi sempre quando si cambia
allenatori quasi sempre fanno dei successi i nuovi entrati. Adesso un'occasione per l'Atalanta in tutta la partita, è un po' poco per l'Atalanta e sarebbe un male enorme per l'Udinese, perché ha dimostrato di vincere meritatamente. Senti, dicevamo all'inizio del collegamento, insomma, sfruttare bene, no, Enzo, il fatto che l'Atalanta giovedì ha giocato in Coppa, e forse adesso piano piano più la partita si sta avviando verso, ormai siamo alla metà del secondo tempo, e probabilmente l'Udinese adesso deve gioco forza approfittare del fatto che sicuramente la formazione aerobica avrà le tossine sul campo, e dunque bisogna sfruttare al meglio quelle che sono le occasioni da rete, no? Sì, certamente. Io penso che l'allenatore, ho visto Cioffi che non aspetta come gli ultimi minuti per fare i cambi, probabilmente starà a vedere chi magari è più stanco della sua compagine per fare qualche innesto, insomma. Certamente il momento va sfruttato a pieno, anche perché l'Atalanta sta dimostrando di avere delle defiance dal punto di vista fisico anche, no? Anche se è molto pericoloso, come dicevano gli ospiti qui, è molto pericolosa, e sappiamo che l'Atalanta gioca alla morte 95 minuti su 90, insomma, quindi dobbiamo stare con gli occhi aperti. Questo è un risultato che l'Udinese in qualche modo lo sta difendendo, devo dire anche che più che difendere anche sta anche attaccando in maniera anche intelligente, non solo sulle fasce ma anche a centrocampo, perché vediamo in questo momento per esempio, ecco, un'azione molto ficcante, arrivano fino all'area di rigore, ecco, in questo momento è stato atterrato, c'è una punizione per l'Udinese. Esattamente. Siamo giunti al 20, quasi al 25esimo del secondo tempo, il risultato è di 1-0 a favore dell'Udinese, che sta conducendo sull'Atalanta, come sentite anche dai commenti dei nostri ospiti, finalmente una bella Udinese dove si vede la maglia sudata, no? Alla fine quello che magari non si vedeva. Chiaramente chi ha storto il naso per l'arrivo di Cioffi oggi si dovrà ricredere, perché in 3 partite non semplici al momento sarebbero 7 punti in scarsea, no? Questo è vero. Io devo dire la verità, che Cioffi non l'ho mai amato per la sua, diciamo, pomposità, un modo un po' strafotente anche di proporsi, però evidentemente dall'altra volta è cresciuto molto, ha saputo anche prendere le misure anche dei suoi atteggiamenti, e in questo momento mi pare che lui ha dato una dritta alla squadra che si vede in maniera tangibile. I giocatori giocano di più, contrastano molto gli avversari, costruiscono gioco e insomma fanno ben sperare, quindi se dal punto di vista psicologico è riuscito a sbloccarli, tanto il cappello a Cioffi in sostanza. Betti, senti, tu sei uno che piace vedere a giocare a calcio le squadre, no? Cioè vedere i giocatori che più che correre dare del tuo al pallone, no? Uno che gli piace vedere un po' la tecnica. Ultimamente purtroppo si vedono tanti centometristi e magari pochi giocatori che ti fanno venire la voglia di guardarli. Diciamo, parlo un attimo di Cioffi, no? Parlo un attimo che il bello suo è che ha fatto la squadra e mantiene i ruoli fissi degli uomini, no? Non cambia poco, no? Cioè, la squadra è partita con quell'assetto e continua sempre su quello, con quei giocatori nel posto giusto, no? E mi dicevi Laura che, sai, come mi dicevi? Cosa? Il titolare, l'amico Adriano, che passa praticamente davanti alla telecamera e ci sta portando delle delizie, cioè dei gelati, non so, delle castagne, anzi ci sta portando delle castagne che ha appena preso qui fuori e le sta servendo per dare un po' di, diciamo, ancora più gusto a chi segue la partita, no? E così. Volevo aggiungere un'altra cosa, da quello che ho visto oggi l'Udinese sta giocando sull'1-0 a favore come fosse ancora 0-0, questa è la mentalità giusta, perché anche fosse 2-0 bisogna, in vantaggio, bisogna sempre giocare con quella determinazione per fare anche il terzo gol, perché il rischio è sempre quello che all'ultimo momento prendi magari il gol, ed l'1-0 è troppo poco, però oggi ha dimostrato per quanto riguarda i contrasti, gli anticipi,
è stata nettamente superiore all'Atalanta all'Udinese. È una grande sorpresa per me. C'è stata questa azione molto pericolosa e ancora una volta Scamacca è andato vicino. Attenzione, è già la seconda È volta. l'uomo più pericoloso dell'Atalanta, anche perché servirà anche alla nazionale, ho capito. È un personaggio molto funambolico, riesce a inventare occasioni anche dove non ci sono, per cui la pericolosità della difesa dell'Udinese deve stare molto attento innanzitutto a questo giocatore che è molto determinato, anche perché ha ritrovato la forma di un tempo in sostanza, no? Quindi vedo che in questo momento c'è qualche cambio. Ecco, mi pare Lovric, ecco, Lovric entra in campo e vuol dire che Cioffi vuole in qualche modo mettersi un po' a riparo con un giocatore che sa difendere ma anche contrarre, e quindi vuol dire che scambia da ruolo a ruolo. È molto importante questo, perché dà certezza anche alla squadra. La squadra sa che in qualche modo l'allenatore ha una visione di gioco, ha una sua trama in sostanza, no? Cosa che, a dire il vero, 4-5 partite fa non avevamo. No, ma sono perfettamente d'accordo con il commento da parte dei nostri amici, proprio perché si sta vedendo veramente un'altra Udinese, e chiaramente alla lunga, noi l'abbiamo sempre detto dall'inizio del campionato, Enzo, che questa squadra comunque vada, magari all'ultima giornata si salverà, perché comunque vada alla fine i giochi escono, no? È così, no Gigi? Ti vedo... Se l'Udinese gioca le prossime partite come quella di oggi, è meglio non illudersi tanto, ma comunque ha dimostrato oggi di avere un netto miglioramento rispetto alle altre partite fino adesso disputate. Non so se è stato il miracolo di Cioffi, però per il momento bisogna dire e accettare che ha fatto un recupero in questa partita rispetto alle altre nettamente. Molto importante. Dunque, dicevamo, siamo giunti in questo momento al 72esimo minuto di gioco, risultato sempre 1-0, e tra poco arriva la nazionale. Volevo sentire un po' da parte vostra anche un giro su questa nazionale che gioco forza dovrà fare il risultato importante, cioè portare a casa una vittoria contro l'Ucraina in quel di Dortmund per staccare il biglietto per i playoff, no? Sì, non è facile, perché abbiamo visto che con la Macedonia e l'Ucraina abbiamo avuto dei problemi, anche perché sono squadre emergenti che noi abbiamo sempre snobbato ma non abbiamo mai incontrato. Abbiamo visto che la Macedonia ci ha fatto fuori la scorsa volta, e adesso in qualche modo Spalletti cioè è riuscito a trovare una soluzione, nonostante che la nostra nazionale soffre di molti giocatori, molti ruoli che sono occupati da giocatori esteri, per cui io non so come mai non pescano anche in Serie B, perché io ho visto dei giocatori in Serie B veramente di grande levatura, che possono dare l'anima pur di andare a indossare la maglia azzurra. Ecco, questo sarebbe veramente uno scandalo totale, è un fallimento generale se non riuscissimo neanche questa volta a qualificarsi, e vorrebbe dire che in qualche modo la federazione deve un po' cambiare un po' il registro e capire che il settore giovanile va rinverdito molto, ma molto di più, proprio per avere dei risultati che ci portino a livello nazionale e quindi ci facciano ben sferrare a livello mondiale, insomma, ecco. Certamente. Senti Gigi, il discorso, parlavamo della nazionale, no? Il discorso, come giustamente ha sottolineato nell'intervento Cataruzzi, il fatto che bisogna dare anche una svegliata nel settore tecnico, no? Cioè bisogna cominciare di nuovo a rivedere tutto quello che sono le varie nazionali giovanili, per poi arrivare a dare quei giocatori importanti per la nazionale maggiore, no? Il grande problema qui nelle squadre, soprattutto di alto livello o Serie A, diciamo, se non giocano gli italiani, giocano gli stranieri, non avremo mai un miglioramento netto per la nostra nazionale. La nazionale ha bisogno di giovani che crescono, e per crescere bisogna giocare nel miglior campionato che abbiamo, la Serie A, altrimenti rimaniamo sempre al di sotto delle altre nazioni. Questo è un problema. Una volta mi ricordo quando si permetteva di giocare 1 o 2 stranieri solo per ogni squadra, oggi invece è libero a tutti. Un udinese che non è un friulano giocherà a Furlan.
Questo è vero. Non solo, ma devo dire anche che la nazionale dovrebbe avere il coraggio di mettere in pista anche giocatori giovani, 19, 20, 22 anni. Io vedo che le altre nazionali questo rischio lo corrono, cioè mettono in pista anche giocatori molto giovani. Invece noi abbiamo questo, probabilmente influiranno molto gli sponsor, su questo lo abbiamo capito, no? Però onestamente io penso che come diceva Begotta adesso, l'Udinese riflette un po' questo, no? Che sono tanti giocatori esteri, friulani non ce ne sono più, c'è qualche italiano e qualche volta si crea imbarazzo anche nell'addizione dei nomi, per cui insomma si può capire che la maglia non è tutto e che alla fine i contratti sono quelli che incidono, e soprattutto secondo me il calcio ha avuto due evoluzioni un po' particolari: i procuratori, che in qualche modo incidono molto sul rendimento dei giocatori, e soprattutto anche il VAR. Il VAR in qualche modo, a mio modo di vedere, crea un po' di noia nel gioco del calcio. Il gioco del calcio deve essere un po' veloce, no? O altrimenti fare come stanno facendo, mi dicono, in Nord Europa, dove il VAR viene usato, ma non in maniera molto, diciamo così, tranquilla, una volta, due volte per tempo, non diciamo in maniera proprio veloce così, perché spezzetta il gioco, crea noia e quindi non va bene. Sì, esatto, sì. Perché chiaramente, come dicevi tu, il discorso della tecnologia è fondamentale per intervenire negli episodi importanti durante la gara, perché l'arbitro ha due occhi, guarda la linea da due occhi, può scappare a tutti. Però forse in questo momento si sta gestendo male la tecnologia per dare anche un po' di linearità alla stessa partita, cioè rischi 15-20 minuti di recupero alla fine. Sì, ma lo diceva anche in un'intervista bellissima a Capello, che alla Corriere della Sera diceva che il VAR crea noia, ma è vero questo, cioè crea disinteresse qualche volta. È chiaro che gli arbitri non sono diciamo infallibili, sono inappellabili, cosa molto diversa. Adesso invece col VAR pare che l'addetto al VAR è quello che in qualche modo determina un po' le partite anche ai millimetri, no? Abbiamo visto anche il fuorigioco ai millimetri, e questo crea un po' incertezza anche proprio anche nella tifoseria, in qualche modo, perché si vede scippare magari per un millimetro un risultato, e questo crea un po' di incertezza. A mio modo di vedere, sì, è vero che le fasi eclatanti, quando magari la palla supera la linea di porta in maniera diciamo così dubbia, va bene, ma non sempre, insomma, no? Qualche volta bisogna lasciare anche correre, lasciare giocare. Qualche volta abbiamo degli arbitri che lasciano giocare, si prendono la responsabilità di dire no, se è rigore, non rigore, punizione, non punizione. Qualche volta invece vediamo che la VAR la fa da padrone, e questo non è una cosa molto, molto bella, a mio modo di vedere. Si rischia di vedere recuperi infiniti quasi da tempi supplementari. Da 110 minuti, no? Siamo al 34esimo del secondo tempo, il risultato è sempre di 1-0 per l'Udinese. Chiaramente adesso negli ultimi minuti l'Atalanta sta accelerando i tempi per cercare di raddrizzare il match. Chiaramente noi ci auguriamo che ciò non accada, come abbiamo visto anche il cambio da parte dell'Udinese per allungare la coperta, per evitare insomma di non prendere freddo in questi ultimi 10 minuti, no? È così. Allora, per quanto riguarda la tecnologia, il VAR anche, secondo me certe volte non è un vantaggio per quanto riguarda questa tecnologia, certe volte. Poi anche se non è il VAR, per mezzo scarpino, noi si diceva, o si dice tuttora, il Tretters, non lo scarpino, i Tretters. E poi io, essendo figlio di un arbitro e presidente degli arbitri, che mio papà ha avuto una sessione di arbitri a livello internazionale, Barbaresco e Toselli per fare qualcuno, Cesca, eccetera. Ecco, quando mio papà diceva, ma guarda, quando c'è una rimessa laterale, non si dice, non diceva fallo laterale, non è un fallo, è un'uscita laterale, come l'uscita di fondo campo. Un'altra cosa, un altro particolare, che secondo me, quando si inizia il pallone nell'area del portiere, l'inizio della rimessa di fondo campo,
Ecco, secondo me è un danno allo spettacolo, si fa i passaggi 2, 3 nell'area. Questo è un danno per lo spettacolo, si perde tempo, secondo me. Era meglio una volta quando era la rimessa direttamente. Però gli allenatori da questo partire dal portiere. Il portiere in qualche modo diventa un giocatore in più, no? E questo potrebbe dare qualche difficoltà. Allora il portiere adesso deve giocare coi piedi come un calciatore fuori. Una volta la rimessa di fondo campo non la faceva il portiere, faceva il giocatore, il difensore. E allora sono cambiamenti che certe volte sono vantaggio del calcio e non sempre. A proposito di tecnologia avanzata, mi scuso ogni tanto con i telespettatori da casa se il segnale in certi casi va e viene, nel senso che l'audio si sente bene, però le immagini a volte sono sgranate, non è dovuto a noi, ma ci sono problemi con le linee internet, dunque dovete gioco forza portare un po' di pazienza. Come vedete qua abbiamo il criceto che si sta muovendo per cercare insomma di dare un'altra diciamo così spoilerata in più per portare a casa anche segnale video. Ecco, 10 minuti al termine, si sta un po' assestando la partita. Questo è un momento topico, un momento anche difficile secondo me, e perché sappiamo che l'Atalanta agli ultimi minuti sputa l'anima, per cui vediamo anche qualche giocatore d'Udinese che ha qualche problema anche agli adduttori, quindi probabilmente in questo momento le due squadre che hanno dato molto, ecco, vedo che Cioffi sta procedendo ai cambi. Questo mi piace molto perché mancano 10 minuti, quindi entra Luca, esatto, quindi una partita che durerà 96 minuti, e sappiamo che anche dal punto di vista psicologico questo potrebbe in qualche modo incidere anche sulla psiche dei giocatori, che 6 minuti in più, no? Non solo uno scherzo, è un mini tempo supplementare, ecco. Questa cosa fondamentale. Allora, se il signor Anzolini, una comunicazione di servizio, se il signor Anzolini si vuole mettere dietro gli ospiti, così sentiamo anche il commento da parte di uno dei due titolari qui dell'Eden Bistro, Lounge Bistro di Manzano. No, state lì voi, state lì. Allora, tu fino adesso hai visto la partita da là, come l'hai vista? Con gli occhiali o senza? Occhiali o no occhiali? Peccato per rigore, peccato, no? È proprio peccato, però mi sembra che sta giocando molto bene, no? Ultimamente si sta difendendo anche bene, mi sembra, no? Perché vedo che lì ha salvato 2 colpi lì, no? Comunque speriamo di mantenere. È un po' scuola Bigot. Anzolini abitava suo papà vicino a casa mia, in una borgata chiamato per Furlan il Puzzotto, e allora lo conosco da sempre, da tutta la famiglia. Gigi è la storia di Cormons. Sì. Sì. A Vince Contano? Sì. Se Vince Contano sì, dei sì. Vecchios, no? Ma sì, gli ultimi stories, no? Che sapevi, e dopo partiti e tutti, calciatore Pino. No, Zolini. Le mie difendi lo stile. Il suo fratello giocava abbastanza bene. Sì, l'avevo. Ma io ho giocato nei Pulcini, no? Ho giocato che era Godeas che mi allenava, no? Godeas, papà di Bobo, di Gogo, papà di Gogo. Sì, Livio. Lui mi allenava e non eri. Dopo gli hai sbagliato un rigore, no? Non un rigore, un passaggio, E Novelli era in quarta, il ciclista Novelli, mi ha dato un win. Allora sai allora mi ha dato un win. Allora io e Novelli si sta squalificando e si diventato tutti due ciclisti. Io campione d'Italia, grazie a Dio. Sono il Furlan campione d'Italia. Ma io ho giocato corso negli amatori, a parte nell'FCI ho fatto i primi 3 l'esordiente, l'allievo,
che ho vinto belle gare e anche belle classiche, Cividale Castelmonte, Udine Subito. A Sella Nevea, che si guardi, Tu sei svenuto a tutto Viodini? pari, eri solo, e da ora sglavinavo, e era Tilio, lo volevi sì. Era lì la tappa, non so, a Sella Nevea si arrivava, no? Chiusa forte, ero lì a vedere, li vedevo stravolti dalla pioggia, e l'ho detto a Fain Tilio, no? Che era indietro un po', Tilio, forza, prove tu, dice, e sglavinava, prove tu che dice, e si avventuri. Però Adriano ha fatto il massimo nel calcio, la massima carriera nei pulcini della Corbonese. Il massimo, sì. E poi ci siamo trovati in America. Dopo abbiamo fatto il calcio. Ah! Dio, 10 anni di fuoco al torneo Bigot, no? Sì. Dio, 10 anni di fuoco. Primo anno con la squadra slovena, vinto il torneo. Sì. È vero, Gigi, passato bei momenti. Te l'ho ceduto tutta la squadra a te. O no? Sì. Però Gigi ha sempre portato personaggi, ha portato... venivano... Sai, a volte nel calcio mi è capitato anche di trovarmi con Spalletti giocava nella scuola Opelli dove giocavo io dopo tanti anni, e anche Allegri, come Olivieri, come tutti allenatori di Serie A. Ho avuto occasione di conoscerli molto bene. Ecco. Queste sono le faccende del calcio, insomma. Sicuro. Sì. E poi anche gli arbitri, naturalmente. Però a Cormons abbiamo avuto arbitri e calciatori e anche ciclisti. Drius sarebbe. Il minore Drius. Sergio Drius. Allora, dopo questo rewind, no, a Marcord anni 60, anni 70, torniamo in cronaca diretta. Manca, penso, siamo giunti da qua non vedo, ma dovremmo essere a 3 minuti più recupero, no? Ecco, stiamo per entrare nel recupero con l'Udinese sempre comunque in vantaggio per 1-0. Se c'era qualcosa avremmo interrotto anche il dialogo. Vedete, loro continuano, ormai li abbiamo accesi, non si fermano più. Siamo ancora sul filo del rasoio, perché dobbiamo dirlo, insomma, no? L'Udinese in questo momento sta difendendo il risultato, seppur con qualche folata anche verso l'area avversaria, però mi pare che l'Atalanta adesso sta cercando di trovare qualche spunto per creare difficoltà all'Udinese. L'Udinese al centrocampo sta tenendo bene la palla, e che in questo momento possiamo dire che l'Udinese sta ritrovando il gusto di tenere la palla a centrocampo, e questo è molto, molto importante. Non vedevamo queste trame, per cui evidentemente i giocatori sono consapevoli, anche sentito il risultato di Napoli, no? Perché l'Empoli si è tirata su, e per cui diciamo un risultato positivo darebbe all'Udinese, non dico la certezza, ma comunque la consapevolezza che c'è per la salvezza, ecco. Ecco, poi abbiamo detto, importante da ricordare che ci sarà la pausa delle nazionali, e questo servirà di più per quanto riguarda anche ulteriori modifiche in corso d'opera, ma si sa che l'appetito viene mangiando, nel senso che se porti a casa il risultato, no, positivo, ti viene ancora più voglia. Se invece magari metti in campo un bel gioco e i risultati invece non vengono, chiaramente il gioco forza arriva all'effetto contrario. L'autostima della squadra, no? Che avendo magari 2 risultati positivi uno dietro l'altro, insomma a un certo punto dico ci siamo anche noi, e magari crea quell'effetto domino che lo spogliatoio poi si gasa automaticamente. Sappiamo benissimo che la vittoria cementa in tutti i settori, e nel calcio poi è come mettere della benzina in più, insomma, no? E quindi rendere facile anche l'opera dell'allenatore. Ultimo minuto, tra qualche istante vedremo anche quanto darà di recupero il direttore di gara. Siamo ormai nelle fasi conclusive per quanto riguarda il tempo regolamentare, stiamo soltanto attendendo che si alzi la lavagna da bordo campo per segnalare i minuti. Io dico 5, tu quanto dici? Ma io penso darà un 4-5 minuti, perché ormai c'è questo trend. Quando
mettendo vicino le sostituzioni e magari i tempi morti della partita, qualche discussione, qualche polemica sui 4-5 minuti di pragmatica, insomma. Ecco, mentre Bigot, Peppino Mian e Anzolini parlano d'altro, non stanno parlando della partita. Sì, no, beh, loro guardano un'altra partita. Loro stanno guardando un'altra partita, ecco, per capirsi. Ma il bello è anche questo, la trasmissione è nata proprio con questo scopo, no? Gasperini è molto sull'agitato andante, vede che non riesce a raddrizzare il match, 90esimo terminato, sono 5 minuti di recupero, sempre 1-0 tra Udinese e Atalanta, giro con gli ospiti. Il recupero è sempre pericoloso, quasi sempre qualche squadra riesce a recuperare, speriamo oggi no, perché ha meritato l'Udinese nettamente, bisogna dire. Sì, strameritato, direi. Sì, sono d'accordo col Bigot che il risultato è giusto, sì, però bisogna sempre stare attenti che gli ultimi minuti sono sempre pericolosi, perché le difese si arretrano e gli attaccanti prendono coraggio. Senz'altro. Adesso sì. Come gioca adesso sì. Bisogna stare attenti sempre, bisogna sempre stare attenti perché adesso gli attaccanti dell'Atalanta sono incisivi. Bene, allora c'è questo calcio d'angolo, 1 minuto e mezzo circa ancora da giocare. Si vede un po' di stanchezza anche nel giocatore udinese, perché evidentemente c'è anche un po' il pathos della fine gara. L'Atalanta naturalmente non ha niente da perdere, per cui gioca la morte. L'Udinese sta cercando di tenere questo importantissimo risultato. Ecco qua, abbiamo visto. Pareggio in diretta dell'Atalanta proprio al terzo minuto di recupero. Avevamo evidenziato sia Bigot che io, un po' tutti, perché sappiamo che ormai le partite sono così, un po' di concentrazione. Abbiamo visto che l'Udinese è un po' sfilacciata e questo è il pericolo che avevamo annusato, purtroppo si è verificato e c'è stata una distrazione imperdonabile, una vittoria che era meritata, che è mancata e sfumata all'ultimo minuto, si può dire. Possiamo dire che la difesa si è piazzata male, no? È così. Ma in tutta la partita un'occasione può esserci, ma come ho detto anche prima, tante partite agli ultimi minuti del recupero riescono a recuperare un gol e questo è successo anche oggi. L'Udinese non meritava il pareggio, ma meritava stravincere, non vincere. Per quello ha giocato sempre per segnare il gol, sempre. L'abbiamo detto, dovevamo chiuderla prima, è pace chiaramente col senno di poi, però l'avevamo detto più volte. Seduti comandamento al bar, è chiaro che per noi va bene, no? Però evidentemente c'è stato quel momento di stanca che l'Atalanta ha colpito, e ha colpito duro, perché Questo gol potrebbe pesare. potrebbe pesare, ma vedo che l'Atalanta, come dicevamo prima, la mette tutta, cioè gioca la morte, perché l'Udinese in questo momento pare un po' intimorita e speriamo che tenga almeno il pareggio, perché sarebbe veramente una beffa atroce. Ecco, l'Atalanta in questo momento sta cercando di nuovo ancora l'attacco, ecco, in area, di nuovo si pone in area, mamma mia, ecco, abbiamo visto che proprio tutti sono abituati anche a giocare in Coppa dei Campioni, per cui sanno che le partite non finiscono mai e non hanno remore, mentre noi in qualche modo la vedevamo già in tasca, e questa distrazione, come dicevi tu, ci ha punito, e anche direi troppo severamente, ma purtroppo il calcio è questo. Esattamente. Abbiamo detto, insomma, l'unica distrazione della difesa in tutta la partita, no? Purtroppo il calcio è così e chi sbaglia paga, no? Come abbiamo già detto, il calcio non dura 90 minuti, 95. Un mio allenatore diceva: tu hai finito da marcare quando sei sotto la doccia e non prima. Stessa tattica che dava Peppino Miani in campo ai suoi giocatori.
Bisogna stare attenti, no? Gli ultimi minuti sono sempre pericolosi, no? E purtroppo si è verificato, loro cercano ancora sì, che hanno il vantaggio un po' adesso del pareggio fatto e la difesa adesso deve essere più decisiva, se no diventa pericoloso la partita. Ed è finita in questo momento, dunque triplice fischio finale da parte del direttore di gara, termina 1-1 lo Stadio Friuli tra Udinese e Atalanta, un Udinese che veramente si deve mordere le mani perché aveva la partita in mano, stava vincendo 1-0, poi sull'unico errore, ai noi, difensivo, l'unico momento di mancanza di luce all'interno dell'area di rigore abbiamo beccato il gol del pareggio dell'Atalanta. Per l'Atalanta è un punto d'oro questo, no? No, se prima della gara avremmo firmato un pareggio, durante la gara ci sta stretto un pareggio, ci sembra una vittoria scippata che naturalmente si dice, no, chi pianga il causa del suo mal pianga se stesso, e purtroppo questa distrazione è stata fatale. Naturalmente per la psiche del giocatore psicologicamente forse potrebbe diventare anche un po' rabbiosa la reazione, ma c'è la sosta e quindi vedremo cosa succederà dopo. Poi andiamo a Roma e la partita sarà molto, molto difficile. Comunque, fatti due conti alla mano, in 3 partite Cioffi ha raccimolato 5 punti. Ecco, potevano essere 7, però probabilmente per qualcuno poteva essere anche 0, no, alla fine. Ma no, non è male, tant'è che prima dell'incontro avevo detto andrebbe bene anche un pareggio con l'Atalanta. È successo così, ma però vedendo la partita è stato un regalo per l'Atalanta, un gran regalo. Ma considerando come ha giocato l'Udinese, hai buona fiducia per il futuro per quanto riguarda la partita di oggi. Certamente. Senz'altro, cosa ha detto Piotr è giusto, no? Perché ha giocato, ha fatto una buona partita l'Udinese, purtroppo quel smarrimento finale lì è costato il pareggio. Però se gioca così non sono problemi per aumentare e andare a metà classifica, no? Se gioca così. Chiaramente, allora io direi che possiamo chiudere qui questa puntata speciale dedicata a Udinese e Atalanta, 1-1 alla fine. Abbiamo sentito anche i commenti da parte dei nostri ospiti e per quanto ci riguarda torneremo tra 15 giorni in occasione di Roma-Udinese nel nostro itinerante movimento per quanto riguarda i locali del Friuli Venezia Giulia. Voglio ringraziare comunque lo staff e i titolari dell'Eden Lounge Bistrò di Manzano. Mettiamo l'ultima schermata proprio, giustamente è la pubblicità, è l'anima del commercio, d'altronde se siamo qua è perché qualcuno comunque, come si dice, mette la pila e dobbiamo anche ringraziare chi la caccia, perché altrimenti noi non prendiamo aiuti di Stato e dobbiamo giocoforza a vivere con la pubblicità. Cosa dire ancora per concludere, poi salutiamo i nostri amici. Beh, per concludere diciamo che comunque sia il bicchiere è mezzo pieno, non è mezzo vuoto, perché dobbiamo anche considerare che prima della gara avremmo firmato un pareggio, come diceva Bigot prima, per cui sì, resta un po' l'amaro in bocca perché vedevamo già i 3 punti in cascina, però insomma, come dicevi tu, Cioffi ha fatto 5 punti, potevano essere anche 0, e quindi speriamo che magari a Roma possiamo anche, perché no, strappare un pareggio o fare come ha fatto l'Empoli a Napoli, magari con un golletto, e portarvi anche una vittoria. Sempre, come dico io, le disgrazie vengono da sole, bisogna essere sempre positivi. E adesso spazio alla nazionale, nella speranza, come detto, che Spalletti riesca a staccare il biglietto per i playoff in vista del campionato europeo. Ricordiamo che noi siamo i campioni d'Europa uscenti, però a volte gli uscenti rischiano anche di uscire prima, che non vogliono uscire, rischi di rimanere a casa a guardare gli europei in TV, non sarebbe proprio il massimo della vita per quanto riguarda il calcio italiano. Ma qui riapriamo una parentesi molto pesante che è molto difficile anche da chiudere, ci vorrebbero 3 trasmissioni forse per... Mal che vada, vediamo all'Eden, no? Andremo all'Eden a guardare gli europei, insomma, sicuramente. Bene, io ringrazio Gigi Bigot e Giuseppe
Peppino, Mian per la partecipazione, avremo occasione di rivederci con voi anche in altre trasmissioni. Grazie a voi gentili amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi una buona domenica e arrivederci alla prossima.